sono veramente felice che Francesco Casula e Giuseppe Melis abbiano accettato il nostro invito a presentare qua quest'ultimo libro. Francesco Casula, ne avete sicuramente, se non lo conoscete di persona, ne avete sicuramente sentito parlare. Lui, insomma, per i sardi sta facendo molto, anche Giuseppe lavora anche lui per i sardi. Allora, buonasera a tutti, comincio io. Ricordo ancora la presentazione che facemmo forse 4 anni fa qui sopra. Fu, diciamo, un incontro molto partecipato, con un bel dibattito, e quindi complimenti al Circolo Unebu, grazie al Circolo, a Pierluigi Montalbano. Questo è un libro diverso da quello di Carlo Felice e Tirani Sabaudo. Per chi non lo ricordasse, io non sono uno storico, io mi occupo di management, di marketing, di turismo, questo è il mio campo di studi, quindi io non entro nel merito delle questioni storiche. Però 2 cose mi piace dirle. Una, faccio riferimento a quello che ha detto poco fa Pierluigi, questo libro nasce da una mancanza, e cioè la mancanza di un testo che permetta in maniera agevole e divulgativa di imparare qualcosa sulla nostra storia. Purtroppo sappiamo bene, e io lo ricordo quando ero studente liceale, che la storia che mi facevano studiare era fatta di date, di guerre riguardanti terre e popoli che con la Sardegna non avevano nulla a che vedere. E questo da studente liceale non me l'ha mai fatta amare la storia, io non avevo questo, non sono mai stato bocciato, però facevo il mio dovere, punto, per prendermi la sufficienza ed essere promosso. Questo ho fatto. Con il passare degli anni mi sono reso conto invece di quale occasione io abbia perso. E attribuisco anche a questo forse proprio la mancanza di entusiasmo e di motivazioni nello studio liceale, proprio perché mi sembrava di studiare delle cose che erano staccate dalla realtà in cui io vivevo. Quindi da questo punto di vista questo libro colma una lacuna e solo per questo andrebbe letto e magari studiato nelle scuole. Vi dico anche che dall'anno prossimo l'Università di Cagliari avvierà un nuovo corso di laurea che si chiama Management delle destinazioni e del turismo culturale, e io, siccome sono stato uno dei progettisti del corso di laurea, ho messo tra gli insegnamenti obbligatori storia della Sardegna, pur essendo un corso di carattere, diciamo, economico, ma non solo economico. E tra gli esami opzionali l'abbiamo infilato lingua sarda, perché se noi vogliamo promuoverci turisticamente dobbiamo prima di tutto sapere chi siamo, da dove veniamo, e dobbiamo avere l'orgoglio della nostra identità, compresa la lingua, che è parte di noi e che purtroppo la gran parte di noi ha perso nel corso degli anni. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che in effetti voi siete dei privilegiati, forse dovuto al fatto che la maggior parte delle persone che qui dentro ha ormai già una certa età. Il problema è che mancano i giovani dappertutto e che ai giovani non si riesce a far imparare invece qualcosa che li possa anche motivare nei confronti dello studio. Purtroppo noi siamo la regione col più alto tasso di abbandono scolastico, una ragione ci deve essere, e secondo me una delle spiegazioni di questo dato così negativo, il più negativo qui in Italia, è proprio legato a programmi ministeriali completamente slegati dalle caratteristiche del luogo dove noi viviamo. Terza considerazione. Spesso, allora parto da questo fatto qua. Nel mio lavoro all'università noi non solo facciamo didattica, ma dobbiamo fare ricerca. La ricerca è alla base anche della didattica. Allora, quando noi facciamo ricerca, almeno nel mio campo, si fanno 2 cose. La prima cosa che si fa è la cosiddetta analisi della letteratura, cioè andiamo a vedere ciò che gli altri hanno scritto su un determinato argomento. Okay? Quindi questo passaggio è fondamentale,
Perché lo richiamo? Perché nel metodo con cui Francesco ha costruito questo libro c'è proprio questo approccio, l'analisi della letteratura. Lui ha costruito il libro basandosi sulla letteratura. Ora, è vero che nel metodo scientifico c'è anche un altro metodo, quello di andare a ricercarsi direttamente i dati. Per gli storici credo che sia, io non sono uno storico, ma la ricerca di archivio. Ma questi dal mio punto di vista sono i cosiddetti dati primari, quando tu vai direttamente in archivio. Ma quando tu lavori sulla letteratura sono dati secondari, non è che siano dati meno importanti, sono dati altrettanto importanti. Quindi il lavoro, per me, dal punto di vista metodologico, ha una validità proprio per questo motivo. E lo dico perché invece molti dicono no, ma non ha fatto la ricerca d'archivio. Ma io non devo necessariamente farla, dipende dall'obiettivo che ho. Se il mio obiettivo è quello di poter favorire la divulgazione di certe conoscenze, allora avvalermi di chi magari ha fatto altri studi e legarli insieme sulla base di un filo conduttore, che è quello che ha seguito Francesco in questo suo lavoro. Per me è un libro assolutamente valido. Poi si può discutere il punto di vista, ma nessuno può discutere che sul metodo sia un approccio assolutamente, diciamo, perfetto, assolutamente legittimo, razionale. Quindi questa è la terza considerazione che mi piace fare. L'ultima considerazione, che la lego ad una cosa che ho detto prima e poi lascio la parola a Francesco, è che queste occasioni devono servire sia per colmare un gap personale che tutti quanti abbiamo, io per primo, non mi basta leggerlo una volta per imparare tante cose, ho bisogno di leggermelo almeno un paio di volte, alcune cose ripassarle. Perché? Perché se mi voglio impadronire della mia identità ho bisogno in qualche modo di metabolizzare le cose che sono scritte. E tra l'altro, proprio rispetto a quello che dicevo prima, qui non ci sono solo date e guerre, ci sono invece narrazioni, racconti, presupposti, aneddoti, richiami di altri contributi, cioè ti fai un'idea sulla società che in qualche modo caratterizzava quel periodo. E quindi io mi aspetto alla fine di questi incontri che ognuno non solo sente il bisogno di colmare questa lacuna a livello individuale, ma magari si faccia anche interprete, portavoce presso i nipoti, prima di tutto, presso i nipoti, di questa, diciamo, esigenza, che però i giovani non devono percepire come un obbligo, lo dovrebbero percepire come un interesse diretto, un modo per affermare anche la loro identità, per poter dire chi sono essi stessi, perché altrimenti per la maggior parte sembra che siamo persone che non hanno un legame radicato con la terra che gli ha dato origine, perché siamo ormai educati da una cultura che per molti versi è globalizzata, quantomeno italianizzata, ma la nostra storia, e qui lo capiamo bene, è una storia diversa da quella che ha caratterizzato, almeno fino a che non c'è stata l'unificazione d'Italia e poi con la Repubblica, dove è avvenuto quel processo di omologazione che in qualche modo ha appiattito molte delle differenze che invece continuiamo ad avere, ma se non le vogliamo vedere è chiaro che allora tutto ci sembra uguale e tutto perde di significato. Detto questo, lascio la parola a Francesco e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera a tutti, ringrazio l'associazione, Pierluigi in modo particolare, naturalmente Giuseppe, e prima di entrare, come dire, in medias res, come dicevano i latini, voglio fare una breve premessa, anche per spiegare le finalità e il senso di un libro come questo, che ho impiegato 6 anni per poterlo scrivere. Qualcuno mi ha detto se proprio Mandroni, 6 anni sei un scrivere, che io sono riuscito a scriverne solo uno, scusate. Un studente del liceo classico può uscire col diploma
senza sapere niente della parentela fra il latino e la lingua sarda. Come uno studente di un liceo scientifico può diplomarsi senza sapere niente delle capacità ingegneristiche dei nuragici, non solo nel costruire nuraghi, ma pozzi sacri, tombe, eccetera. Uno studente del liceo artistico può uscire col diploma senza sapere nulla dell'architettura e della scultura o dei giganti di Montepramma della civiltà nuragica. Come uno studente di ragioneria o di geometria e persino un laureato in giurisprudenza può uscire senza sapere nulla della Carta dei Logu e magari sa tutto della Magna Carta Libertatum inglese. È pur vero che è di qualche anno prima, ma la Magna Carta Libertatum, così vantata ed elogiata, non c'entra niente con i diritti delle persone. La Carta dei Logu riguardava tutti gli abitanti della Sardegna. La Magna Carta Libertatum riguarda i privilegi dei nobili che volevano limitare il potere assoluto dei sovrani. Ma tant'è, si parla della Magna Carta inglese, la Carta dei Logu, nessuno la conosce, nessuno l'ha mai studiata. Uno può dirmi, va bene, non c'è la storia della Sardegna nei libri scolastici, per questo gli studenti escono senza sapere nulla della Sardegna. Però noi abbiamo oggi la fortuna di avere testi specialistici di livello alto sulla Sardegna fenicia, la Sardegna cartaginese, la Sardegna romana, la Sardegna vandala addirittura, la Sardegna bizantina, la Sardegna catalana aragonese, la Sardegna spagnola, la Sardegna piemontese, la Sardegna italiana. È vero, manca la Sardegna sardegna. Mancano i sardi in questi libri specialistici, o quando ci sono, non sono soggetto storico, sono oggetto storico. I soggetti storici sono gli altri, i dominatori, quelli che occupano la Sardegna. Addirittura occupano la Sardegna, dominano la Sardegna, ma sarebbero venuti qui per portarci la civiltà e il progresso. E i sardi invece sono oggetto storico che devono apprendere la civiltà e il progresso, senza peraltro apprendere, perché rimangono barbari. Lo scrivono molti storici, rimangono barbari. Io mi sono chiesto più di una volta, come mai avviene questo? Come mai, cioè, la storia è impregnata dei dominatori, degli italiani, degli europei? È una storia, io chiamo, impregnata di un paradigma storiografico becero, sorpassato, ma ancora attuale nell'insegnamento della storia in Italia. In Italia, non dappertutto. Diceva Pierluigi, non così in Spagna, per esempio. Perché noi siamo ancora dentro un paradigma storiografico eurocentrico e italocentrico, con una divisione della storia fra storia alta, generale, italiana, europea, e storia bassa, storia locale. Una gerarchia rigida, per cui vale la pena di insegnare la storia alta, generale, quella italiana, europea, mondiale. Ma la storia locale è insignificante, quindi non se ne parla. Ma guardate, questo riguarda l'Italia, non dappertutto è così. Già un secolo fa, nel 1930, in Francia, intorno a una rivista, gli Annales, si sviluppò un grosso dibattito sulla storia e la storiografia, con i grandi storici, Lefebvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, che affermeranno che la storia è un unicum,
Non c'è una storia generale importante e una storia locale insignificante. C'è la storia come vita della gente nello spazio e nel tempo, senza alcuna gerarchia, che bisogna studiare dalla cantina al solaio, perché la storia è come il maiale che si ammazza sul mannale nelle famiglie agropastorali. Non si butta niente, si inizia a mangiare persino le orecchie. In Italia siamo ancora dentro quel pregiudizio, dentro quel paradigma, per cui noi non conosciamo noi stessi, non conosciamo la nostra storia. Guardate che io ho analizzato in 40 anni di insegnamento di storia circa 400 testi, ma la Sardegna spesso non viene manco nominata, e forse è un bene, perché quando viene nominata si raccontano delle storielle. Nel 238 a.C. i Romani conquistano la Sardegna, una balla. Nel 238 a.C. i Romani arrivano in Sardegna, ma per conquistarla ci mettono secoli. Ma non lo dico io, lo dicono loro, gli storici romani, Tito Livio in modo particolare, che parla di 8 trionfi. Il trionfo veniva concesso dal Senato nel caso che il console avesse ammazzato almeno 5.000 nemici. 8 per 5 fa 40, già 40.000 morti. Nell'88 a.C. c'è l'ultimo trionfo, l'ottavo. 88 a.C. Sono arrivati nel 238, sono passati quasi 200 anni. E ancora ripetere nel 238 a.C. i Romani conquistano la Sardegna. E tutta la storia anche romana viene vista secondo il punto di vista dei Romani. Nel 177-176 a.C. ci sono 2 guerre, 2 battaglie fondamentali in cui Tito Livio afferma che i Romani, tra morti e resi schiavi, hanno sequestrato 80.000 nemici, 80.000 in 2 battaglie, 50.000 schiavi e 30.000 uccisi. E dice Tito Livio, l'esercito romano, felice di aver fatto questa strage, ritorna a Roma e viene dedicata a Sempronio Gracco, che era il comandante, una lapide, per ricordare questo evento felice. Questo è il punto di vista di Roma. Quando io chiamo controstoria, io esprimo il nostro punto di vista, il punto di vista dei sardi, non il punto di vista di Tito Livio. Ma nei libri scolastici non c'è mai il nostro punto di vista, c'è il punto di vista degli altri, dei dominatori. E guardate cosa dicono i dominatori, storici, archeologi, giornalisti europei, in questo caso un inglese, Gustav Jordan, che scrive un libro sui Fenici. La fenicomania deriva da lui, è quello che sosterrà che i sardi conoscono la scrittura attraverso la stele di Nora, e tutti a ripetere questa cosa qua. Scrive che la Sardegna è rimasta ribelle alla legge del progresso, terra di barbarie, in seno alla civiltà, che non ha assimilato dai suoi dominatori altro che i loro vizi. Quest'idea poi percorre la storia della Sardegna come viene scritta. La Sardegna arretrata. E prosegue sui nuraghi. Cosa sono i nuraghi? Rovine, peraltro insignificanti. Una prova delle dominazioni subite, resti incontrati vicino al mare in 3 o 4 punti. Non meravigli questo.
Perché poi Repubblica, il quotidiano Repubblica, nel 2005 ha pubblicato e diffuso in decine di migliaia di copie un volumone di 800 pagine. Cosa ha dedicato alla civiltà nuragica? Manco nominata. Manco nominata. E alle piramidi cosa ha dedicato? 400 pagine. Questi fanno opinione nei libri scolastici, anche se non vengono nominati. Un altro storico e archeologo, questa volta inglese, parla della Sardegna, regione sempre retrograda, ma aveva anticipato un po' di giudizi, come dire, benevoli nei nostri confronti. Cicerone, esaltato ancora oggi. Io stesso ero un grande fan di Cicerone nel liceo per il suo lessico, la sua eleganza, le sue coordinate. Cicerone ci chiamerà mastruccati latrunculi, nemmeno ladri, piccoli ladri, ladri di polli. Lui che difendeva un ladro di mestiere, nell'orazione Proscauro ci chiama così, mastruccati latruncoli. Proscauro è un signore che viene in Sardegna come proconsole e ha le due tasse, venivano chiamate decime normali, per la verità una sola era normale, la seconda decima era imposta in caso di guerra, ma la Sardegna era sempre in guerra con i romani, per cui era diventata normale anche quella. Scauro ne impone una terza, se la intasca lui, viene denunciato, prima che dai sardi, dal Senato romano, perché le tasse andavano al Senato romano, non al proconsole, per cui difenderà questo Scauro, che verrà assolto, poi si scoprirà perché hanno corrotto i giudici. Ma non è solo questo che ci imputa Cicerone, ci chiama negri, perché saremo derivati dai Fenici e dai Cartaginesi. E il loro sangue, scrive Cicerone, si è talmente inacettito che ormai non è rimasto niente di puro. Cicerone verrà decapitato da Marcantonio e la donna di Marcantonio, Fulvia, si toglierà lo spillone con cui raccoglieva i capelli, gli infilzerà la lingua e gli dirà: raccogli quello che hai seminato, ricordando le sue orazioni. Guardate che io non ho alcun risentimento nei confronti di Cicerone, non me ne importa nulla, però bisogna dirle tutte le cose. Quando si mitizza la romanità perché i romani hanno conquistato il mondo, civilizzato il mondo. Scriverà uno storico: certo, i romani sono venuti in Sardegna e hanno addirittura creato e inventato i Vespasiani. Sì, proseguirà questo storico, per alleggerirsi. Hanno inventato gli anfiteatri. Sì, per divertirsi. Hanno costruito ponti. Certo, per sé. E strade. Certo, per sé. Immaginate voi i romani senza strade. E come avrebbero trasportato le tonnellate di grano e di carne e di pelli senza strade? Come sarebbero potuti passare da un villaggio all'altro senza ponti? Nei libri di storia si parla esclusivamente: hanno costruito tutte queste cose, punto. E allora scrivere un libro alternativo di controstoria significa fare tutto il discorso logico, non limitarsi a quello che dicono questi libri. Ma
Quello che manca del tutto nei libri di storia, addirittura con delle vere e proprie falsificazioni, è un periodo a cui io do la massima importanza. Dedico 90 pagine al periodo nuragico e 70 pagine al periodo giudicale. Ancora oggi voi potete trovare delle cartine geografiche in cui tutta l'Europa mediterranea, compresa Sardegna e Corsica, scusate, Sicilia, dal 600, 700, 800 in poi fino al 1000-1200 c'è scritto feudalesimo. È una balla. La Sardegna ha conosciuto il feudalesimo con l'arrivo dei catalani aragonesi nel 1300-1400, ma dall'800 e 900 fino al 1300-1400 il feudalesimo in Sardegna non c'era. C'era in tutta l'Europa mediterranea, ma non c'era in Sardegna. E c'era un'istituzione incredibile di cui ancora oggi non se ne parla. Non c'erano i giudicati, c'erano i regni giudicali. Basta con questa balla dei giudicati. Cosa pensa uno come comunicazione quando sente i giudici? Pensa dei magistrati. I giudici erano dei re, dei sovrani, iudex, sive rex, in tutti i documenti, in tutti i timbri. Giudice, ossia re, che non conosce superiore, che non conosceva superiore. Non aveva uno superiore il giudice sopra di sé, che aveva la somma potestà, ma questo dappertutto. Nell'introduzione alla Carta de Logu, non me ne voglia una grande scrittrice sarda che ha detto in una trasmissione televisiva, Eleonora d'Arborea non era una regina, era una giudicessa. La giudicessa scrive nel prologo alla Carta de Logu, nel mio regno, qualche sapientone mi ha detto, era un regno particolare. Sì, e questa è la grandezza dei regni giudicali. Erano regni particolari. Non era regno patrimoniale. Non possedeva il territorio il giudice. Ma il monarca feudale possedeva il territorio. E poi per poterlo gestire lo dava ai feudatari, nominandoli. Qui il re giudicale non possiede il territorio. Il territorio, sapete in mano a chi è? Per la gran parte è terra comunitaria, che arriva da lontano e si è mantenuta. C'era la piccola e media proprietà. Certo, c'era la proprietà del giudice, del re, come c'era la proprietà della Chiesa. Ma non era una monarchia feudale. Di questo non ne parlano perché è una specificità incredibile. Dice il mio quasi omonimo, ma lui ha la corona perché è Cesare, che il gioiello della civiltà giudicale sta nell'organizzazione politica. Il re giudice veniva dalla famiglia giudicale, ma non era automaticamente re giudice. Doveva passare da iudex de iure a iudex de facto, ma per questo ci voleva il consenso del Parlamento. Ma siamo nel 1000, nel 900, della corona de logu. Chi poteva intronizzare il giudice e farlo re di fatto? Era il Parlamento. E c'era un patto, tecnicamente bannus consensus, tra la corona de logu e il re giudice. Se non rispettava quel patto, quel re giudice poteva essere persino ucciso legittimamente dal popolo. E pare che 3 abbiano fatto questa fine. Non avevano rispettato i patti. E i patti quali erano? Che alcune competenze ce l'aveva la Carta de Logu, la corona de Logu. Per esempio politica estera, dichiarare guerra, fare dei trattati, delle paci. Il giudice re doveva consultare la corona de logu e avere il suo consenso. Guardate che siamo nel 1000, ma non se ne parla neppure. La Carta Libertatum inglese mica riguarda i diritti, mica riguarda queste cose. Poteri assoluti del sovrano. Bene, nei libri di storia
dei testi scolastici di questo non si fa cenno, niente, non sappiamo nulla. E perché non sappiamo niente? Disturba questo elemento di novità, uso questo termine probabilmente fuori luogo per quel periodo, di re giudice semidemocratico. Appartieni alla famiglia giudicale, ma hai bisogno del consenso della corona di Logu. E la corona di Logu da chi era formata? C'era un'elezione che partiva dal basso. Ogni paese, in occasione dell'intronizzazione di un nuovo giudice, eleggeva un suo delegato che andava nella curatoria, che è una specie di provincia. In genere nel giudicato d'Arborea erano 30 le curatorie. Dalla curatoria partiva un delegato eletto dai 30 delegati dei paesi che andava alla corona di Logu a Oristano. E così si formava il Parlamento, la corona di Logu. Un gioiello di organizzazione politica di cui non si parla mai. Come non si parla mai dell'economia dei giudicati, in modo particolare del giudicato d'Arborea. Pensate voi a un solo dato. Il commercio. C'era un regime di monopsodio, che vuol dire che il giudicato, in questo caso di Arborea, acquistava tutto il grano prodotto in plus dai contadini in tutta la Sardegna. Acquistava il grano che i contadini non consumavano e come giudicato lo vendeva ai grossi mercanti pisani, genovesi, napoletani, marsigliesi, soprattutto andava in Francia. Un meccanismo che funzionava. Non c'era il problema della vendita da parte del singolo contadino, veniva ritirato il grano e venduto esclusivamente da parte del giudicato. E funzionava tanto che noi abbiamo uno sviluppo enorme proprio nel periodo giudicale, in modo particolare nel giudicato di Arborea, che è quello che resiste alle crisi degli altri giudicati che invece tramontano. E insisto molto, lo accennava anche Giuseppe, sulla lingua durante il periodo giudicale. Nasce la lingua sarda. Per la verità nasce già, tra virgolette, divisa, perché la lingua sarda è una sola. Nasce divisa in varie varianti, ma per un semplice motivo. Che divisa la Sardegna era politicamente, i giudicati erano 4. E difatti ci sono 4 varianti. Un po' diverso rispetto a oggi. Il giudicato d'Arborea utilizzava l'arborense e la carta di Logu è scritta in arborense, né in logudorese né in campidanese, in arborense, che era una lingua mediana, conteneva elementi campidanesi e elementi logudoresi. Si utilizzava sia is articolo che sos e sas, indifferentemente. Però ci sono alcuni termini specifici che non sono né campidanesi né logudoresi. Poi c'era il giudicato di Cagliari che utilizzava il campidanese, cioè nei primi documenti che abbiamo. Il giudicato del Logudoro di Sassari di Torre che utilizzava il logudorese e il giudicato di Gallura che utilizzava il gallurese. Bene, la particolarità di questa lingua che noi troviamo 300 anni prima dell'affermazione del volgare italiano, per cui quando sento dire il sardo è un dialetto italiano è una scempiaggine, nasce prima. Come fa ad essere figlio di una madre che nasce prima? Com'è possibile? Bene, la particolarità, e qui mi rifaccio ai più grandi linguisti, tra cui in modo particolare Massimo Pittaro, che secondo me rimane nel firmamento della lingua uno dei migliori. La particolarità è che la lingua sarda del popolo è la lingua dei documenti cancellereschi, è la lingua ufficiale,
Noi sappiamo, per esempio, il latino di Cicerone non era il latino dei popoli latini, era un'altra cosa. Qui invece abbiamo una coincidenza, anche questa è una particolarità, una specificità della nostra lingua. La lingua del popolo, che è la lingua della Carta dei Logu, che è la lingua degli statuti delle città. Tutto questo è stato nella storia che studiamo a scuola, io lo so perché i libri li analizzavano, semplicemente azzerato. Per cui noi cresciamo i nostri giovani senza che sappiano niente di quello che è stata la loro storia. E quando dico storia, io per storia intendo non l'archeologia sola o gli archivi soli, tutto l'indotto in qualche modo, perché io ricostruisco la storia facendo riferimento moltissimo, ma senza che questa cosa sia un mio merito. Lo diceva già Paolo Sarpi, uno scrittore del 1600, che la documentazione per costruire la storia è l'archivio, certamente, è l'archeologia, certamente, ma è la cultura popolare, è la letteratura, è la poesia, perché il punto di vista di chi mette i documenti negli archivi, diceva Cicci Tumasala, è il punto di vista del potere. Il punto di vista del popolo viene espresso maggiormente nella poesia popolare. Per cui Amsicora, io dedico molto spazio ad Amsicora, che noi conosciamo solo perché è stato lo stadio del vecchio Cagliari. Un personaggio suggestivo, ma io lo ricostruisco certo attraverso gli storici, Tito Livio e gli altri storici, attraverso la poesia popolare, addirittura attraverso una canzone moderna degli Stentales, che mi dice molto, perché evidentemente riflette quali sono gli umori, los sentidos della gente comune. Lo stesso mille altri personaggi. Io li ricostruisco proprio attraverso una pluralità di fonti. Quindi uscire dall'idea che l'archivio è l'unico strumento per ricostruire la storia. È sicuramente uno strumento fondamentale. Ma dove la mettiamo la letteratura? Ecco il ricorso mio alla letteratura, o il ricorso mio ai film. Sono un altro strumento. Per cui io ho cercato di scrivere per la divulgazione con un linguaggio il più possibile semplice, senza inventarmi niente, però tenendo conto per esempio di tutte le scoperte, di tutte le novità a tutti i livelli. Per esempio a proposito della civiltà nuragica, io sostengo, non so se Pierluigi è d'accordo, che la civiltà nuragica dobbiamo ricostruirla in base alle nuove scoperte. Ne enumero alcune. Primo, già Cicerone ci diceva, la Sardegna mala insula. A cosa pensava? Al clima funesto, funestato dalla malaria. Oggi noi sappiamo che la malaria, che ha infestato la Sardegna fino all'ultima guerra, è stata eliminata solamente attraverso Rockefeller e le tonnellate di DDT. È stata importata in Sardegna da Malco, il generale Malco e i suoi soldati cartaginesi. Prima non c'era. Cesare Casula questo lo ha scritto già nel 1984, ma molti lo prendevano in giro, se l'è inventato. Oggi noi lo sappiamo con certezza. Recentemente sono stati analizzati dei crani col carbonio 14, crani nuragici e crani cartaginesi romani. Dal cranio nuragico non risulta che i sardi avessero la malattia della malaria. Quindi noi abbiamo oggi questa certezza. Non se ne parla, è importantissimo per capire anche da dove vengono i nostri mali. Secondo, per secoli si è detto che noi importavamo, che i sardi avevano importato il vino dopo il periodo nuragico dalla Francia. I nuragici conoscevano la vite e vinificavano, ma anche questo attraverso carbonio 14 degli studiosi lo hanno confermato da poco.
Io cito naturalmente gli studiosi, le università che hanno lavorato in quella direzione, eccetera. Conoscevano il vetro e producevano il vetro. Anche questa è una novità. Pongo come problema, non come certezza definitiva, però come ipotesi sì. Chi non è d'accordo deve contestare Gigi Sanna, che avanza l'ipotesi che i nuragici conoscessero la scrittura. Quando io non sono sicuro lo pongo come ipotesi, però chi non è d'accordo deve contestare Gigi Sanna. Invece per secoli noi, seguendo anche Udarga e Montonardo che diceva sui Fenici, è la stella di Nora che ci ha permesso di conoscere la scrittura attraverso i Fenici. Sono tutte cose nuove, che significa che noi stiamo ricostruendo la storia nuragica. I giganti di Monte Prapa. Per secoli la grande statuaria è quella greca. Oggi noi sappiamo che la statuaria dei giganti di Monte Prapa ha 3, forse 4 secoli prima della statuaria greca. E quindi quella ipotesi, per esempio di Lillino, del periodo nuragico come un Eden, di Sergio Azzeni, che in Passavamo sulla terra leggeri diceva: se io penso alla felicità penso ai nuragici, di Eliseo Spiga, che in un romanzo bellissimo, Capezzoli di pietra, parla della civiltà nuragica come un paradiso terrestre. Iniziamo un po' a confermarla. Dei paleoclimatologi, io ne cito 2 importanti, che sostenevano che la Sardegna avesse un clima subtropicale, pioveva sempre, 2000 millimetri di acqua ogni anno. Se voi pensate che oggi mediamente i millimetri di acqua sono tra 500 e 600 in Sardegna, vi rendete conto della differenza. Perché a conferma di molti storici greci, lo stesso Platone, Esiodo, la Sardegna terra felice, c'è un termine in Sardegna, un toponimo, Olbia, Olbios in greco vuol dire felice, inizia ad essere confermata dai laboratori, dalla scienza, oltre che dagli archeologi. Ebbene, io credo che tutto questo dobbiamo studiarlo, ma non per accampare qualche stupido etnocentrismo, come siamo stati bravi, ma per conoscere quello che siamo stati. Probabilmente non superiori agli altri, ma neppure inferiori. Grazie. Quello che avete ascoltato da Giuseppe e da Francesco. Naturalmente Francesco mi trova d'accordo sulla maggior parte delle proposte che ha fatto. Loro lo sanno perché vengono qua, da 20 anni ormai porto avanti il fatto che i sardi non sono certo inferiori agli altri, non superiori ma non inferiori, e che i Fenici, insomma, quando sono arrivati qua in Sardegna hanno trovato un'organizzazione politica, sociale e anche religiosa sicuramente, anche se non abbiamo attestazioni, all'avanguardia. Insomma, non ci hanno insegnato ciò che dicono i libri, ma semmai il contrario. Il vetro è uno degli esempi. Da un anno e mezzo fa Giusy Gradoni è stata in un laboratorio, lei è biologa anche, oltre ad essere archeologa, ha analizzato dei reperti che sono stati trovati a Villanova Forro e sulla giara di Siddi, e ha scoperto che c'era il vetro in Sardegna nel 1700 a.C., cioè che producevano il vetro nel 1700 a.C. I Fenici sono arrivati nel 750, 1000 anni dopo. I romani avevano bisogno di grano per i loro eserciti e per sfamare la plebaglia romana. Scusate il termine, io per plebaglia romana intendo quelle migliaia di persone che sono interessate esclusivamente ai giochi e ai pani, non quindi nessuna offesa, più che a seguire Spartaco e a ribellarsi al potere romano. L'unica influenza che io noto, ed è un caso un po' strano, e non se ne parla quasi mai, ne parla in modo particolare il linguista Itao, è che
al contrario di quello che dice il mio amico Porqueddu, il sardo deriva dal latino, poi spiegherò brevemente cosa è successo, ma anche il latino ha avuto delle contaminazioni dal sardo, in modo particolare nel primo latino, nel latino antico di Ennio, perché Ennio, il primo grande poeta latino, si trovava in Sardegna nel periodo della rivolta di Amsicora. Quindi è possibile che in quel momento ci siano stati dei travasi dal sardo al latino, oltre che dal latino al sardo in seguito. Perché dal latino al sardo? Perché sostanzialmente con la presenza dei romani in Sardegna noi abbiamo avuto, e su questo sono d'accordo un po' tutti gli storici, da Meloni a Ugas a Lilliu, che metà della popolazione sarda è stata uccisa. Un vero e proprio genocidio. Si parla di 150.000 sardi, tenendo presente che la popolazione di quel periodo fosse di 300.000. Abbiamo visto i trionfi, sono 40.000, abbiamo visto poi tra schiavi e morti altri 80.000 nel 176. Sostanzialmente chi rimane in Sardegna dopo questa decimazione? Bambini, donne e anziani. Le donne si sposeranno con i militi romani, di qui l'affermazione del latino come lingua dominante e l'eliminazione sostanzialmente di tutta la lingua nuragica. Massimo Pittau fa un censimento e ritiene che, e li pubblica, che in Sardegna oggi noi abbiamo della lingua nuragica 2000 nomi, toponimi per lo più o idronomi, 2000. Significa che la lingua nuragica è stata proprio distrutta e quindi scomparsa. Ripeto, è rimasto qualcosa nella contaminazione attraverso Ennio, non dopo il primo secolo con Cicerone, perché ormai lì il dominio romano è definitivo in Sardegna. E io, scrivendo questo libro, mi sono convinto di una cosa che non mi piace molto, ma è così. Io da ragazzo barbaricino sostenevo, senza grandi strumenti culturali allora, che i romani non avevano conquistato la Barbagia, ma avessero conquistato le coste, non l'interno. Dagli studi archeologici, oggi noi sappiamo che i romani sono arrivati in tutta la Barbagia, da Orune a Fonni a Orgosolo, e noi abbiamo dei reperti che testimoniano la presenza romana proprio al centro della Barbagia. Il problema che io pongo è un altro. Hanno conquistato tutta la Barbagia, ed è vero, non si può non dubitare. Hanno trovato persino delle monete romane, dei vasi. Ma fino a quando l'hanno dominata? Questo è un problema vero. Di sicuro dopo il 300 avanti Cristo, dopo il 300 d.C., i romani in Sardegna non ci sono più. E lo ricaviamo più che da documenti o dall'archeologia, dalla lingua. Alcuni fenomeni che si verificano nella lingua latina dopo il 300, noi in Sardegna non li troviamo più. Vuol dire che sono andati via. E andati via perché? Perché iniziano le invasioni barbariche e i romani devono difendere i confini dell'impero, non pensare a un'isola del Mediterraneo che costava molto, più che nelle coste, nel centro, perché i presidi militari bisognava pagarli, bisognava mantenere i soldati là, e allora progressivamente li ritirano per metterli ai confini dell'impero. E la prova provata qual è? E io su questo insisto molto, su un personaggio di cui non si parla mai, Ospitone. Nel 594 d.C. naturalmente, Papa Gregorio Magno manda a Ospitone una lettera e lo chiama Dux Barbaricinorum. E uno si chiede, come Dux Barbaricinorum? Ma nel 594 d.C. in Sardegna non c'erano i bizantini, la Sardegna bizantina, e non si dice che c'erano due dux in Sardegna, quello dei Barbaricinorum
Ospitone. E Zabarda, il Dux dei Bizantinorum, dei Bizantini. E come nasce Ospitone? Ma così è un fungo fuori stagione. Ospitone a cui il Papa dedica non solo questa lettera, alla fine gli dà la benedizione di San Paolo Apostolo, che il Papa riservava esclusivamente ai grandi personaggi della Chiesa, neppure a tutti i vescovi. E la dà a Ospitone. E gli dice: perché non fai la pace con Zabarda? Zabarda era il capo militare che stava a Fordongianus dei Bizantini. Quindi ci sono due Sardegne. E da dove viene questa seconda Sardegna? Che è, secondo Cesare Casula, addirittura più estesa della Sardegna bizantina. Non è la Barbagia. Va dalla Gallura a Suelli, a Fordongianus e a Goni. Una cosa immensa. Quindi questa Sardegna viene dopo che i romani se ne vanno. Si ricostruisce nella Barbagia un'autonomia che diventerà poi politica. Cesare Casula dice che questo Dux Barbaricinorum governa un vero e proprio Stato, si conforma come Stato questa Barbagia ampia, dalla Gallura a Suelli. Un'altra prova provata. Gregorio Magno dice a Ospitone: devi aiutarmi a convertire i tuoi sudditi, perché adoravano ancora le pietre e gli alberi. E gli alberi. Il totem. C'era ancora quella cultura nuragica. Quindi ha conservato non solo la tradizione, non solo l'economia comunitaria, soprattutto nelle Barbagie, addirittura ha conservato la religione. E la prova provata era che le diocesi, erano 7 in Sardegna, quando spedisce la lettera di Gregorio Magno, erano 7, tutte nelle coste. Nella Barbagia non ce n'era manco una. Addirittura istituisce Suelli, che servirà come strumento per irradiare la nuova fede cristiana. Guardate, tutto questo non c'è un cenno nei libri. Sardegna bizantina, ma quale bizantina? Mezzo bizantina. In realtà Ospitone mette in crisi tutta l'interpretazione che è stata data della storia sarda. Da Livio in poi, ma anche storici importanti, che dicevano la Sardegna domata e pacificata per sempre. Non è così. Non era né domata né pacificata. E da questo punto di vista, e ho chiuso, io seguo l'Illio e la costante resistenziale. Dal periodo cartaginese in poi, secondo l'Illio, c'è sempre stata, da parte in modo particolare dell'interno, però non è interno Fonnio, Lollaiga, Voiorune, è un interno vastissimo, una resistenza. E addirittura noi, nella Carta de Logo, abbiamo certo il diritto romano, certo il diritto bizantino, ma abbiamo ancora consuetudini nuragiche, per esempio nella gestione della terra. Vuol dire che c'è stata questa resistenza nel tempo, che non è morta. Morirà con quegli imbecilli di Carlo Felice, con la legge dell'Ichiudente, eccetera. Ma fino addirittura al 1830 noi abbiamo la terra comunitaria, che era tipica della civiltà antica. L'Arborense oggi sopravvive in una linea mediana della Sardegna che va da Seneghe fino a Ghilar, Santa, Ardauli, Neoneli, Ortueri. C'è ancora. Non dicono muzzere o mulleri, dicono muggiere. Non dicono filla o fizza, dicono figgia. È ancora presente. Come scompare? Pur essendo prima maggioranza in Sardegna, tanto che la Carta di Logo è scritta in arborense, non in logudorese, non in campidanese, anche se oggi trovate carte di Logo scritte in logudorese e in campidanese, sono autentiche. Ma cosa è successo? Il Fratio, l'amanuense che ha ricopiato la carta, che operazioni ha fatto? C'era Muggere, no, noi diciamo Mulleri, ha scritto Mulleri. E il logudorese, no, noi diciamo Muzzere, ha scritto Muzzere, però rimane il senso. Cosa succede? Con la decadenza e con la fine del giudicato d'Arborea c'è la pressione
forte, anche perché più forte dal livello economico, da parte del Campidano verso il centro, in modo particolare di Cagliari, e da parte dell'Ogudoro di Sassari verso ugualmente il centro, per cui si è ristretto l'Arborense e oggi è rimasto quella striscia. L'altra domanda? Carlo Felice. La strada. Hanno costruito la strada, merito suo. Almeno un merito lo ha. No, è una balla. La strada 131 la delibera, la decide il fratello Vittorio Emanuele I. Lui si impadronisce di questa delibera e fa costruire. Fa costruire mica con i suoi soldi, i soldi non ne avevano, avevano la tesoreria Reggia. Di chi erano i soldi? Dei sardi. E ricordo anche un dato: in questi anni c'è stata una polemica da parte della famiglia reale. Ma quale famiglia reale? A parte di discendenti di questi, di un certo Filiberto, lo rampondo. Restituiteci i gioielli preziosi. Chiariamo bene da dove vengono questi gioielli. Quando iniziano ad accumulare i gioielli, quando arrivano Carlo Felice e il fratello Vittorio Emanuele I, lui sarà viceré, poi il fratello re Vittorio Emanuele I. La prima operazione che fanno, 1799, vengono esuli cacciati da Napoleone che occupa il Piemonte. Cercano immobili. Cagliari intanto fa le collette per comprargli le posaterie, tavoli, mobili, perché vengono, lo dice Francesco Ignazio Mannu, senza calzones. No, gli storici più coraggiosamente dicono senza mutande, spiantati. La prima operazione che fanno, triplicano il donativo, le tasse regge, che passano da 200.000 lire sarde a 600.000 lire sarde in un colpo. Dei giuristi diranno, anche Filo Sabaudi, non potevano farlo, dovevano convocare il Parlamento, non lo convocano. In questo 600.000 lire sarde, 17.000 lire sarde servono esclusivamente allo spillattico della regina, spillattico, braccialetti, anelli, collane. Lì iniziano ad accumulare i gioielli. Poi proseguiranno dopo, grazie anche alle somme che ruberanno nelle banche di Napoli, in Sicilia, eccetera. Però iniziano nel 1799, quando vengono in Sardegna. E dove viene lo Spillati? Bene.